Buonasera, benvenuti al TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Confermato in appello l'ergastolo per Rosario Palermo, l'uomo accusato di aver ucciso 13 anni fa ad Acireale Agata Scuto. Il cadavere della giovane non è mai stato ritrovato. Aurora Maniscalco oggi avrebbe compiuto 25 anni. Il padre insiste nel chiedere verità e giustizia dopo la scoperta di un aborto della figlia avvenuto a maggio e il legale della famiglia presenta una nuova istanza. I carabinieri a caccia degli autori della rapina di Santa Maria di Licodia avvenuta tra la villetta in campagna e l'abitazione in paese di una coppia. I rapinatori conoscevano le abitudini e le residenze dei coniugi. Tragedia a Barcellona Pozzo di Gotto, 2 diciassettenni hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. I giovani erano a bordo di uno scooter che si è scontrato nella notte contro una Fiat Punto. L'impatto è stato fatale. A Catania installati un impianto di allarme e un sistema di videosorveglianza a Casa 21, sede di un'associazione che si occupa di persone con sindrome di Down e oggetto di furto lo scorso aprile. L'impianto donato da 3 imprese del territorio. Da domani nella sua Sicilia per 2 concerti a Catania e Palermo il celebre compositore Paolo Buonvino proporrà un percorso coinvolgente con le sue colonne sonore più amate. Calcio, sudore e fatica in Valle d'Aosta per il Palermo di Inzaghi che lavora al ritmo di 2 allenamenti al giorno. Calciomercato, il Catania ufficializza l'ingaggio di Simone Pieraccini, il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto. Ancora ben trovati, lo avete sentito, in primo piano è stato confermato l'ergastolo per Rosario Palermo che 13 anni fa ad Acireale uccise e occultò il cadavere di Agata Scuto. Giusy Lazzara. Aveva 20 anni Agata Scuto, uccisa forse perché aspettava un bambino. A volere la sua morte Rosario Palermo, per il quale nei 2 gradi di giudizio è stato confermato l'ergastolo per omicidio e soppressione di cadavere. La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha accolto così la richiesta del sostituto procuratore Antonio Nicastro. La vicenda ci riporta indietro di 13 anni ad Acireale. Prima si era parlato di una scomparsa improvvisa della ragazza che era disabile, poi una telefonata anonima alla trasmissione Chi l'ha visto segnalava il corpo di Agata nella cantina di casa dove viveva con la madre. Dai sopralluoghi dei carabinieri però non fu trovato alcun cadavere. Le indagini avevano messo in allarme Rosario Palermo, che all'epoca era il convivente della madre di Agata. Passi falsi e testimoni finti per un alibi fasullo. Palermo disse che il giorno della scomparsa della ragazza si trovava in campagna e portò una rondellina sporca di sangue come prova di un suo incidente. Ad incastrarlo però la sua stessa confessione in auto registrata dalle Cimici, nella quale non accettava quella gravidanza della ragazza. La difesa poi aveva chiesto e ottenuto una perizia che determinasse una sua ipotetica malattia, ma i consulenti rilevarono che non c'erano correlazioni scientifiche con i problemi di salute segnalati. Nel giorno del 25° compleanno di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana morta a Vienna, la famiglia ha deciso di chiudersi nel dolore e nel ricordo. Il padre insiste nel chiedere verità e giustizia dopo la scoperta, tra l'altro, di un aborto della figlia avvenuto a maggio e il legale della famiglia presenta una nuova istanza. Roberta Lunghi. 15 luglio 2025. Aurora Maniscalco avrebbe compiuto 25 anni. Quello che sarebbe stato un giorno di festa invece è divenuto amplificatore di sofferenza per l'intera famiglia dell'hostess palermitana morta a Vienna, che totalmente distrutta si è chiusa nel dolore e nel ricordo di questa ragazza bella e semplice che amava gli animali e che aveva lasciato la sua Palermo per il lavoro che aveva scelto. A parlare in questo momento sono le azioni sul fronte giudiziario, come l'inchiesta della Procura di Palermo che va avanti, dove
Per istigazione al suicidio è indagato il fidanzato Elio Bargione, presente con lei a Vienna quando volò dal balcone di casa. I fatti che emergono sembrano volti a comporre un puzzle e si intrecciano con i dubbi della famiglia che non ha mai creduto al suicidio. L'ultimo fatto in ordine di tempo è un certificato medico che rivela che il 12 maggio scorso, durante la sua presenza a Palermo, la giovane aveva abortito con l'inquietante certificazione dell'ospedale Villa Sofia Cervello che parlava di aggressione subita. Un fatto che il fidanzato, nelle dichiarazioni rese, ha stranamente retrodatato all'ottobre 2024. Il legale della famiglia Maniscalco, Alberto Raffadale, ha presentato una nuova istanza di indagini urgenti, dove tra l'altro chiede si possano chiarire le incongruenze delle dichiarazioni di Bargione, che ha fornito 2 versioni diverse ai poliziotti. Prima di trovarsi in cucina mentre lei correva a gettarsi, poi di avere tentato di raggiungerla sul balcone per salvarla. Mentre la famiglia combatte ancora con la richiesta inevasa di avere gli abiti della figlia sequestrati all'ambasciata italiana a Vienna, si attendono gli esiti dell'autopsia che servirà a chiarire anche i dubbi sulla dinamica della caduta dal balcone. Importante per l'avvocato sentire le 2 testimoni oculari della tragedia che alla polizia austriaca avrebbero dichiarato di avere visto la vittima sbattere con la testa sull'asfalto, minando la credibilità della ricostruzione che ha portato all'archiviazione in Austria. Indagini serrate a Santa Maria di Licodia nel Catanese dopo la rapina avvenuta in una casa di campagna ai danni di una coppia del luogo. Tanti gli interrogativi e la comunità è ancora sconvolta da questa vicenda. Orazio Longo. Tra le cose che si cerca di capire è perché una tale forza d'azione, un vero e proprio comando per scagliarsi contro una famiglia di fatto inerme. Lavoratore lui, lavoratrice lei. Stile da arancia meccanica hanno titolato alcuni quotidiani a sottolineare la violenza e la spregiudicatezza dei 5 uomini armati e a volto travisato che 2 giorni fa in questa zona di villeggiatura poco fuori il centro abitato hanno preso in ostaggio una coppia di Santa Maria di Licodia nel Catanese rapinandola. Nella ricostruzione sembra ormai certo che i malviventi siano entrati nella casa di campagna mentre la coppia si trovava all'interno della villetta dopo che si era conclusa una festa con gli ospiti che erano andati via da pochi minuti. I banditi hanno manomesso le telecamere di videosorveglianza e sequestrato i cellulari dei 2. Poi hanno aggredito il marito, 50enne, immobilizzandolo mentre la moglie veniva portata nella casa in paese dove era costretta ad aprire la cassaforte e consegnare soldi, gioielli e 2 armi regolarmente detenute, un fucile e una pistola. Precisi, chirurgici i malviventi che si sono poi dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Sono i carabinieri della compagnia di Paternò che stanno eseguendo le indagini. Diversi gli interrogativi a cui bisognerà dare una risposta. Uno di questi riguarda la spregiudicatezza della banda di rapinatori a proprio agio nel muoversi durante l'azione come se fossero perfettamente a conoscenza delle abitudini e dei luoghi della coppia. Sotto shock il piccolo centro che si trova alle pendici dell'Etna e che affronterà la questione in consiglio comunale. Tragedia nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto, nel Messinese. 2 diciassettenni hanno perso la vita in un drammatico incidente stradale. Francesco Triolo. Un impatto violentissimo che ha squarciato il silenzio della notte. Erano le 2:30, incrocio tra le vie Kennedy e San Vito a Barcellona Pozzo di Gotto. Uno scontro tra uno scooter e una Fiat Punto è costato la vita a 2 giovanissimi, 2 diciassettenni che viaggiavano a bordo del mezzo a 2 ruote, Mattia Caruso e Simone Marzullo, che hanno perso la vita in maniera drammatica. Le cause sono ancora da accertare ed i rilievi sono proseguiti per tutta la mattinata cercando di chiarire le responsabilità e la dinamica dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione l'auto, una Fiat Punto, dopo aver centrato in pieno il ciclomotore, uno Scarabeo 125 che sopraggiungeva da via San Vito, pare abbia fatto un testacoda andando a colpire un'altra auto parcheggiata ed un albero. I 2 ragazzi non hanno avuto scampo, sono morti sul colpo. Il conducente dell'auto è stato portato in ospedale per i controlli e per essere sottoposto all'alcol test e al drug test. Le indagini sono condotte dai carabinieri mentre le salme dei 2 giovanissimi sono all'obitorio del Policlinico di Messina a disposizione dell'autorità giudiziaria. Stamattina sul luogo dell'incidente c'erano ancora i segni e poi fiori a ricordare 2 giovani vite spezzate. E adesso l'inchiesta che ha scosso l'Assemblea regionale siciliana e anche il governo regionale. Compare anche l'organizzatore di eventi che portava l'hashish in questa inchiesta appunto sulla presunta corruzione alla regione. Lo raccontano le intercettazioni e c'è anche il sequestro di droga in un trolley. Ma il nuovo filone riguarda soprattutto i finanziamenti della Film Commission
Commission passati al setaccio dai magistrati. Manlio Viola. Da una parte si apre il fronte della Film Commission, dall'altra addirittura quello degli Spinelli. È un pozzo senza fondo l'inchiesta della Procura di Palermo sulla presunta corruzione fra Assemblea regionale siciliana e Regione siciliana, che vede al centro di tutto gli esponenti di Fratelli d'Italia, a partire dal presidente dell'Ars Gaetano Galvagno per terminare all'assessore al turismo Elvira Amata. Le intercettazioni disposte dai magistrati riguardano anche altri assessori regionali della stessa formazione politica, nomi che al momento per legge non si possono fare, visto che non si tratta di persone attualmente iscritte nel registro degli indagati. Il filone Film Commission approda sui giornali per effetto della polemica sul mancato finanziamento di una fiction, quella su Biagio Conte, e a seguire anche su storie di mafia come quella di Calogero Zucchetto, il poliziotto eroe ucciso in via Notarbartolo. Ma c'è anche un filone che non ti aspetti, quello dell'organizzatore di eventi procacciatore di droga. Sono intercettazioni di 2 anni fa, quelle della Guardia di Finanza, che mette nero su bianco come un frequentatore di casa Galvagno in realtà portasse droga per Sabrina De Capitani, la sua portavoce e coinquilina, e per l'artista Omar Hassan, menzionato anche per il regalo di un quadro al termine della mostra a lui dedicata. Per avvalorare i loro sospetti finanziari sequestrano un trolley e vi trovano la droga. Però è una modica quantità quella sequestrata, nessun rilievo penale, tale da essere derubricata ad uso personale. Nel frattempo Galvagno in queste ore ha rinunciato all'auto blu, al centro di un altro filone di indagine, ma la pressione mediatica continua con la pubblicazione di dettagli su dettagli di un'inchiesta che ancora ha quasi 1 migliaio di pagine da raccontare. E adesso a Ragusa, preoccupazione per il futuro dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento Versalis. I sindacati chiedono un tavolo di confronto immediato con istituzioni locali, azienda e parti sociali. Veronica Barbarino. La richiesta di manodopera è crollata da 12 a sole 4 unità giornaliere. Cresce la preoccupazione dei sindacati per il futuro dei lavoratori dell'indotto dello stabilimento Versalis di Ragusa, con particolare riferimento alla cooperativa ragusana Operai San Giorgio. Le sigle FILT CGL, FISAS CAT CISL e CUB Trasporti lanciano l'allarme. Questi lavoratori al momento in contratto di solidarietà sono riusciti comunque ad arrivare finora perché sono state impiegate 12 unità, ma già l'azienda ha comunicato ufficialmente che queste unità da 12 stanno passando a 4 e questo ovviamente mette nelle condizioni questa realtà di non reggere nel medio-lungo periodo. Secondo quanto riportato in una nota congiunta, i problemi sono iniziati già nel dicembre 2024 con una contrazione delle attività parzialmente tamponata attraverso un contratto di solidarietà. Tuttavia, con l'avvio delle operazioni di dismissione degli impianti lo scorso gennaio, la situazione si è ulteriormente aggravata, svuotando, secondo i sindacati, il contratto di significato ed efficacia operativa. Si chiede pertanto l'attivazione immediata di un tavolo di confronto che coinvolga istituzioni locali, aziende, parti sociali e tutti i soggetti interessati per individuare soluzioni concrete e garantire la continuità lavorativa di tutti i dipendenti della cooperativa. A Catania sono stati installati un impianto di allarme e un sistema di videosorveglianza a Casa 21, sede di un'associazione che si occupa di persone con sindrome di Down e che, ricorderete, è stato oggetto di furto lo scorso aprile. L'impianto è stato donato da 3 imprese del territorio. È andato per noi Luca Ciliberti. All'interno di Casa 21 c'è un sorriso contagioso, sinonimo di forza e speranza. È stupito tutta questa solidarietà dopo il furto? Sì, è stata secondo me una bellissima risposta. E oggi la ricompensa arriva attraverso un gesto concreto di responsabilità e solidarietà che ha restituito sicurezza e fiducia a Casa 21, sede dell'associazione Vita 21 e da oltre 10 anni un punto di riferimento per l'inclusione sociale delle persone con sindrome di Down senza aiuti o senza finanziamenti pubblici. Siamo abituati a lottare come tutti i genitori, perché ogni genitore ha un progetto per i figli e con più o meno difficoltà il nostro compito è quello di accompagnarli a che loro realizzino il loro progetto di vita. Le nostre attività si svolgono grazie all'aiuto dei tanti amici, delle aziende, di coloro che vogliono spendersi e ci vogliono aiutare.
Nella villetta, inaugurata nel 2024 nel quartiere di Picanello a Catania, oggi è stato installato un impianto di allarme e un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso. Un intervento del valore di oltre 30.000 euro regalato da 3 aziende del territorio, nato come risposta concreta al furto avvenuto lo scorso aprile da parte di alcuni balordi che avevano sottratto colombe pasquali ed elettrodomestici con un'effrazione. Chi può venire qui? Possono venire tutti, non c'è bisogno di avere il cromosoma 21 per venire qua, siamo molto, aperti. È un segnale forte, un messaggio concreto inviato da questi ragazzi con il loro sorriso a tutta la città. Restiamo a Catania perché manca ancora un dormitorio pubblico per i senza tetto e allora questa mattina un flash mob di protesta delle associazioni coinvolte davanti all'assessorato ai servizi sociali. Desiree Ferlito. A Catania manca da gennaio un dormitorio pubblico per i senza tetto. Flash mob di protesta davanti ai locali dell'assessorato ai servizi sociali del comune. Il motivo è chiaro: richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale per chi vive in strada e non ha nulla. Se un'amministrazione come quella catanese si rendesse conto delle associazioni che ha, della gente di buona volontà che c'è a Catania, di questa grande sensibilità, dovrebbe fare salti di gioia e riferirsi continuamente a queste persone. Tante le associazioni riunite oggi per protestare contro l'assenza delle istituzioni e far luce sulla gestione dei fondi pubblici per i servizi dedicati ai senza fissa dimora. C'è una pioggia di soldi che viene data all'assessorato e non viene spesa. Da ultimo cito la circolare dell'assessorato regionale delle politiche delle famiglie che ha bacchettato tra le varie città anche il comune di Catania proprio perché non è riuscita a spendere più del 34% di fondi. Il punto critico rimane il dormitorio promesso, a fronte delle dichiarazioni pubbliche dell'amministrazione, secondo cui Catania sarebbe prossima ad avere una struttura di accoglienza. Ha programmato per tempo una soluzione per queste persone e sono tante, sono dall'80 alle 150 persone che purtroppo passano le giornate e le notti all'aperto. La gara d'appalto si è conclusa da oltre 4 mesi, ma il bando non prevedeva alcuna struttura a bassa soglia, un vuoto inaccettabile, evidenziano gli attivisti, soprattutto considerato le condizioni estreme in cui vivono circa 150 persone, uomini e donne, che continuano a dormire per strada. E adesso la musica. Da domani nella sua Sicilia per i live di Catania e Palermo il celebre compositore Paolo Buonvino regalerà al pubblico 2 esperienze uniche. Sarà un percorso immersivo nelle sue colonne sonore più amate. Sentiamo Roberta Lunghi. Un ponte invisibile tra le emozioni e il mondo esterno. Questa è la musica per Paolo Buonvino, il celebre compositore siciliano amato dal grande pubblico per le colonne sonore, dall'Ultimo bacio a Caos Calmo, da Romanzo criminale a Casa tutti bene, fino alla Matassa e alla più recente composizione per Il Gattopardo, la serie. Ci saranno tutte nei suoi live siciliani, il 16 luglio al Cortile Platamone di Catania e il 17 al Teatro Massimo di Palermo, in 2 occasioni uniche per vivere la musica oltre le storie. Ci sarà, farò come una colonna sonora tratta da tanti pezzi di colonne sonore, i cui registi saranno gli spettatori. Buonvino con oltre 100 colonne sonore alle spalle, live in tutto il mondo, 8 nomination ai David di Donatello, 1 vinto per Caos Calmo, il rapporto con registi internazionali, la collaborazione con i grandi della musica italiana, però quando pensa ai suoi concerti in Sicilia sente un'emozione speciale. Hanno un sapore speciale, un'emozione speciale perché come dire, ritrovare amici, tante emozioni vissuti, sentirsi a casa e contemporaneamente voler essere abbracciato e abbracciare tutti. Sul palco con lui un ensemble di 8 musicisti d'eccezione, un trio d'archi, percussioni, strumenti a fiato, fisarmonica, plettri e voce. Per il viaggio, dunque, è tutto pronto. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie di calcio per quanto riguarda il Palermo e il Catania e poi ci sono delle novità anche per quanto riguarda il mercato. Vi aspetto tra poco.
bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, il Palermo è in ritiro in Valle d'Aosta e allora sentiamo come procede la preparazione estiva dei rosanero nel servizio di Marco Gullà. Al ritmo di doppie sedute il Palermo prosegue il ritiro in Valle d'Aosta. Per la prima volta è stato testato il modulo 3-4-2-1 che rappresenta il punto di riferimento iniziale del Palermo in questa fase di preparazione. Sin dai primi movimenti la squadra ha mostrato grinta e intensità sotto lo sguardo attento dei tifosi presenti. Inzaghi vuole intanto studiare i movimenti della sua nuova creatura, soprattutto in fase offensiva, e nel giorno del festino di Santa Rosalia arrivano gli auguri speciali proprio del tecnico. Ciao a tutti palermitani. Anche qui dalla Valle d'Aosta mi volevo unire a voi per un giorno speciale, insomma so che è il festino di Santa Rosalia e ci tenevo a farvi un grande augurio, so che unisce tutti i palermitani senza distinzioni, per cui viva Palermo e Santa Rosalia. Ciao ciao. Mercato. Nelle ultime ore il club rosanero ebbe intensificato i contatti per Palumbo del Modena, presentando una proposta concreta che potrebbe finalmente superare le resistenze della società emiliana. Il Palermo ha optato per un'operazione più articolata che prevede l'inserimento di uno tra Di Mariano e Insigne. Per la difesa il nome più caldo rimane quello di Bani, centrale classe 93 in uscita dal Genoa. Il giocatore ha già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi al Palermo. Vediamo anche il mercato in Serie C, ci sono novità in Casa Catania, ufficiale l'ingaggio di Simone Pieraccini, il difensore arriva in prestito con diritto di riscatto, definito anche lo staff tecnico che affiancherà Toscano. Francesco Triolo. Nel giorno del primo allenamento della stagione del via al ritiro di Norcia, il Catania ufficializza anche la composizione dello staff tecnico che supporterà Mimmo Toscano. Rispetto allo scorso campionato ci sono 3 variazioni. Salutano Vanzetto, l'allenatore dei portieri Porracchio e il match analyst D'Urso, rimpiazzati rispettivamente da Ivan Moschella, Antonello De Giorgi e Gennaro Bruno. Ma le ufficialità in Casa Catania non si sono fermate. La società ha confermato l'ingaggio di Simone Pieraccini, difensore di 21 anni prelevato in prestito dal Cesena con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo. Un trasferimento che accoglie le indicazioni di Mimmo Toscano, alle cui dipendenze il nuovo arrivo in casa rossazzurra ha vinto il girone B del campionato di Serie C e la Supercoppa di categoria nel 2023-2024, collezionando 24 presenze e 2 gol. In ritiro ci sono anche il difensore Daniele Donnarumma e l'attaccante Francesco Forte, che possono essere considerati più che 2 promessi sposi per il Catania. Il terzino andrà a coprire il vuoto lasciato dall'addio di Anastasio. L'attaccante andrà a riempire un'altra casella nel reparto offensivo, che ha visto l'arrivo anche dell'ex Vicenza Alex Rolfini, che si è legato al club etneo con un contratto biennale. Ancora una breve pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Non ci sono aggiornamenti, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata anche sulla nostra rete.